No, ma viene già Cominciamo. Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio per la presenza perché è più numerosa di quanto avevamo previsto. Questo mi fa molto piacere, vedo che anche le macchine sono tutte di altissimo livello. Poi ringrazierò e premieremo anche le macchine più che interessanti, direi quelle storicamente più vetuste, ma più che altro i mezzi più belli che abbiamo portato oggi. E oggi è importante questo momento perché a 5 anni dalla nascita del club abbiamo una sede definitiva nostra, che nel frattempo è anche una sede di un'azienda di autobus che diciamo è lo sponsor, ma più che altro è quella che ci ha permesso, che è quella appunto di mio suocero, che ha avuto fin troppa pazienza a dare una mano nel ripristino, anzi direi che ha fatto quasi tutto nel ripristinare la struttura, e oggi abbiamo questa struttura che ospiterà una collezione dall'Alfa Romeo. Una parte ha un significato particolare perché raccoglie le vetture tutte della Polizia di Stato. Abbiamo qui una collezione che va dalla Giulia fino all'Alfetta e poi con un cambio colorazione fino ad arrivare alle auto moderne. E questo non è che l'inizio, perché abbiamo già raccolto altri 4 veicoli che poi speriamo di ripristinare. E in questo momento quindi oggi sono molto contento perché la struttura è diventata qualcosa di concreto. Pian piano vorremmo utilizzarla come punto di incontro anche a livello settimanale e poi come base per i raduni e così via. Stiamo creando anche un archivio piuttosto numeroso come appunto tutto inerente al tema Alfa Romeo. Per quanto riguarda quindi la struttura, quindi abbiamo detto il club, riassumo brevemente, è un club che è nato 5 anni fa, è cresciuto, abbiamo numerosi soci, alcuni appassionati dell'Alfetta, altri in generale dell'Alfa Romeo fino agli anni 80, e quindi svolge un po' un'attività di organizzazione di raduni ma anche di conservazione dei veicoli. Da questo poi è nato anche questo sviluppo per quanto riguarda il tema dei veicoli ex polizia. Aggiungiamo poi che abbiamo, grazie al comandante della Polizia dei Colli, che oggi non c'è ma ha mandato una rappresentanza, dopo ringrazieremo, oltre che quella della Polizia di Stato, con cui collaboriamo già da anni. Ecco, il significato è stato che abbiamo avviato anche una collaborazione per quanto riguarda la creazione di un nucleo storico e anche il ripristino dei veicoli, tant'è che oggi è esposta accanto al buffet la Giulia. Ecco, questa non è di proprietà del registro né mia, ma è del comando di Polizia dei Colli ed è intestata a loro, quindi è una particolarità perché non ha nessuno in Italia e speriamo presto di poter dare una mano a cercare un secondo veicolo. Non voglio più trattenervi ulteriormente perché poi i discorsi dopo un po' diventano noiosi. Quello che voglio dire è che quello che mi fa piacere è che oggi abbiamo una presenza significativa, e che ringrazieremo, del registro italiano Alfa Romeo, nella persona del signor Palumbo, figura storica dell'Alfa Romeo, e poi voglio anche ringraziare qui accanto a me, che poi anche qui dopo, la signora Vitali, che è la vedova di un sottufficiale di Polizia di Stato che noi a Bergamo ricordiamo sempre perché è la vittima di quell'eccidio di Dalmine, e quindi voglio ricordare, è una figura che ricordiamo perché è un'immagine che si vede sempre, quella è diventata quasi un simbolo, un po' come un'icona della delinquenza degli anni 70. Un'icona degli anni 70, ed è per questo che per l'opera poi che ha fatto per proseguire portando avanti la memoria del marito, ma soprattutto anche nell'ottica, visto che noi abbiamo questi mezzi, ci piacerebbe utilizzarli anche per portare avanti il ricordo, perché è un piccolo aneddoto. Io ho dei rapporti col Museo della Polizia di Stato e in questo museo avevano fatto per scelta, c'erano dei veicoli che erano una macchina che tutti ricorderemo, l'Alfetta della scorta di Moro, e altri veicoli
si è deciso di non esporli perché avrebbero turbato i ricordi, quasi si volesse rimuovere perché si dice le nuove generazioni, insomma. Ecco, questo a noi non piace, a noi invece piace portare avanti il ricordo, per questo noi sin d'ora abbiamo detto, poniamo a disposizione per tutte le manifestazioni questi veicoli che sono un po' il ricordo degli anni 70, anche perché così si porta avanti un ricordo. Io credo di non avere altro da aggiungere, se non che faremo adesso il taglio del nastro. Abbiamo qui la presenza appunto del sindaco che ci ha onorato che accompagna venendo qui, e poi abbiamo anche un altro sindaco sempre di questo consorzio con cui stiamo collaborando con estremo piacere, e quindi procederemo al taglio del nastro e dopodiché lasceremo un ricordo premiando alcuni di quei veicoli più simpatici, che non vuol dire che non abbiamo apprezzato qualsiasi altro veicolo dei partecipati. Ecco, questo è quello che volevo appunto dire. Non dico altro. Volevo aggiungere, vabbè, piccolo particolare, che si seguirà poi il buffet, e poi per coloro che vorranno si andrà poi al momento conviviale al ristorante. Ci farà piacere appunto che siate quanto più numerosi, tanto mi sono arreso, non do più numeri al ristorante, visto che l'anno scorso siamo riusciti a presentarci in 42 in più, dicendo che eravamo in 3-4 in più. Ho detto guarda, non facciamo i numeri, quando ci presentiamo più o meno. Perfetto. Va bene, grazie ancora. Grazie. Solo per salutare, portare i saluti e fare i complimenti. Io credo che qualsiasi attività industriale, artigianale, di lavoro, ma anche hobbistica, abbia bisogno del sostegno, della presenza dell'amministrazione. Qui poi siamo anche contentissimi perché loro hanno l'hobby e hanno questa passione, ma a noi si lustrano gli occhi vedendo tutte queste macchine e torniamo indietro anche noi negli anni ai nostri ricordi. Quindi sono veramente grato di questa iniziativa. So che la vogliono allargare anche alle visite delle scuole, dei bambini, dei ragazzi, quindi anche questo va sottolineato e sarà sicuramente gradito. E quindi faccio solo gli auguri, so che avete grandi programmi, ho sentito 4 in più, 2 in più, quindi sicuramente è una cosa bellissima e da complimentare. Auguri, complimenti e buon lavoro. Grazie. Senso a chi va a usare. Voglio solo augurare roseo futuro a questo club, augurandogli che cresca a dismisura in modo che ricordo l'iniziativa. Procedo a consegnare qualche aspetta che segno. Allora, permettete. Sì, dai, segniamo qui. Diciamo che possiamo anche avvicinarci, così si faccia la premiazione.